Quest'ora della domenica, lo sapete, sale in cattedra il professore Amedeo Colella con le sue storie, le sue parole, le sue etimologie dedicate alla cultura partenopea. Lo ascoltiamo con grande piacere. Vi siete mai chiesti perché nel wafer a gusto nocciola di moltissime case produttrici europee c'è la scritta Napolitaner? Significa mica napoletano, e invece sì, significa proprio napoletano, e napoletano in questo caso è sinonimo di eccellente. Sì, perché a fine Ottocento la nocciola europea di miglior qualità era la nocciola napoletana, quella dell'Italia meridionale, detta appunto anapolitana, la nocciola di San Paolo Belsito, di Giffoni Valle Piana, la nocciola d'Avella, la nocciola di Montella, le nocciole delle nostre parti. E quando a fine Ottocento Joseph Manner, colui che inventò il wafer, per indicare, come devo dire, che lui non aveva usato una nocciola qualunque, ma aveva usato la nocciola di miglior qualità, scrisse al gusto nocciola che si trattava di wafer napolitaner. In questo caso quindi Napoli divenne una grossa, bella, robusta iniezione di autostima, sinonimo di eccellenza e di qualità. Basti dire che i latini, i romani, chiamavano la nocciola Nux Avellana, cioè la noce di Avella, ovvero questo paesino alle falde dell'Appennino, con grande orgoglio lo dico, dà il nome alla nocciola in epoca latina, e ancora oggi in spagnolo nocciolina si chiama Avellana, in portoghese si chiama Avelà, cioè voglio dire mezzo pianeta chiama col nome di questo piccolo paesino delle falde dell'Appennino la nocciola, per dire che qualità abbiamo sempre avuto nella storia. E quando dopo la scoperta dell'America arrivò l'altra nocciolina, quella piccolina, nocellini, il peanut, l'arachide, noi subito mettemmo le carte in tavola. Attenzione, la nostra è la nocciola di grande qualità, che è la nocciolina americana, e ancora oggi, dopo, a distanza di secoli, continuiamo a chiamarla nocciolina americana, come a dire non mi scammalana caseta. E in seguito negli Stati Uniti il gelato al gusto nocciola, il gelato a blocchi, venne chiamato Neapolitan Ice Cream, e poi c'è il ragù napoletano che in America viene chiamato Neapolitan Sauce. Insomma, nel mondo Napoli non è solamente sinonimo di alta qualità gastronomica e di pizza, ma Napoli viene citata ogni volta come aggettivo, come simbolo di pregiato, eccellente. Ah, che soddisfazione!